iniziamo a mettere delle risorse vere su una legge per dare la possibilità di far conoscere a livello nazionale e internazionale quello che sta nascendo a Verona, quindi questa è grande idea portata avanti dal consigliere Corsi di far sì che il Veneto abbia il primo museo internazionale del vino in Italia e che quindi possa mettersi al pari di quelle che sono le grandi nazioni produttrici di vino, penso alla Francia con Bordeaux, penso al Portogallo con Porto. In Italia qualcosa del genere ci deve essere assolutamente e la capitale non può essere che Verona con la sua grande produzione, con la sua grande storia dei vini, ma anche tutto il Veneto, naturalmente pensando al Prosecco e ai tanti di DOC, di OCG che nella produzione del Veneto. Quindi quale miglior sede che il Veneto per il primo grande museo internazionale del vino. Con questa legge e con queste risorse inizia un percorso che nei prossimi mesi cercheremo di portare avanti e di concretizzare nel corso della legislatura. Chiaro che a noi piacerebbe che, così come abbiamo visto a Bordeaux, il museo fosse anche un oggetto architettonico che attiri di per sé. A Bordeaux hanno realizzato una sorta di decanter alto 10 piani, fantastico, con grande interazione, con grande capacità di far conoscere i vini di tutto il mondo. Quella credo che sia la proiezione che Verona deve avere e naturalmente trovare quelle risorse, che si tratta di qualche decina di milioni di euro. È assurdo che paesi come la Francia, la Spagna, il Portogallo, che sono paesi votati alla cultura e alla promozione del vino, ma l'Italia, che è il primo posto mondiale, non abbia una realtà internazionale. Con questo progetto, con questa idea, vogliamo realizzare quanto prima un museo che diventi il numero uno in Europa, come minimo, e che abbia la possibilità di valorizzare i nostri territori, i nostri prodotti tipici, le nostre cantine, i nostri agriturismo, la nostra cultura, perché è tutto legato, e che faccia sì che Verona di fatto e in Veneto abbia un Vinitaly aperto 365 giorni all'anno e anche una tutela verso questa grande manifestazione che più di una volta hanno cercato di portarci via, e avere un museo che rappresenta il vino tutto l'anno è sicuramente un'ulteriore garanzia. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, ora la Regione ha fatto il suo primo passo, mi auguro che in tempi brevi il Comune di Verona ma anche lo Stato faccia ulteriore un passo in avanti e ci dia una mano a vedere realizzato questo progetto nel più breve tempo possibile.